Adesso attendiamo un primo stanziamento che è quello delle somme urgenze, ma attendiamo soprattutto l'ordinanza di protezione civile che dà incarico al commissario e soprattutto poteri speciali. Per il governatore del Veneto Zaia è fondamentale intervenire subito sulla montagna bellunese e una delle priorità è quella di rimuovere i 15 milioni di alberi abbattuti dal vento. Noi abbiamo 100.000 ettari di bosco, 60% pubblico, 40% privato. Se i privati si rifiutassero di fare le pulizie o se qualcuno si innamorasse di tronchi nel suo territorio, noi dobbiamo assolutamente intervenire e togliere quei tronchi. E quindi ci vogliono anche poteri speciali. Serve l'aiuto di tutti, ma soprattutto servono fondi da destinare a quei paesi devastati da acqua, fango e vento. Il primo appello lo facciamo al governo, visto che considerato che paghiamo un sacco di tasse, ci aspettiamo una bella risposta e il governo ci è sempre stato a fianco fino ad ora, ci sono già dei bei propositi. E poi ci sono i privati e le aziende che stanno già rispondendo all'appello, pronte a fare la loro. Molti rinunciano agli omaggi di Natale e dicono storniamo tutte le cifre al conto corrente della regione, che è il conto dedicato ai nostri alluvionati, ai catastrofati come li chiamo io, no? E a proposito del conto corrente istituito dalla Regione Veneto, a chi è scettico nel versare, temendo che i soldi possano non arrivare a destinazione, il governatore risponde così. Noi abbiamo già avuto un test che è stato quello del 2010, fino all'ultimo centesimo è andato ai territori, punto. Se poi qualcuno vuole fantasticarci sopra, va in procura, non nei social network, almeno vediamo faccia e nome e cognome.